quando uno pratica attività sportive il battito sale. Perché? Perché il battito fa aumentare la circolazione del sangue, fa aumentare il flusso di sangue nel circolo, aumenta l'irrorazione periferica, soprattutto della parte muscolare per l'attività sportiva, e permette di svolgere attività, di fare attività fisica, di fare attività competitiva, di fare ogni sorta di sport. Ma cosa dobbiamo avere bene in mente? Quanto sarà l'entità della frequenza da raggiungere quando si pratica un'attività sportiva? Non è uniforme il target, l'obiettivo, ma ci sono delle zone. La medicina sportiva universalmente ormai riconosce 5 zone principali, che sono l'attività leggera, l'attività moderata, l'attività intensa e un'attività massimale. Quella leggera è divisa in molto leggera e leggera. In tutto abbiamo 5 classi. In maniera sintetica potremmo dire che quando uno pratica un'attività sportiva lieve, fa salire di poco la sua frequenza cardiaca, che può raggiungere il 50-60% della sua frequenza cardiaca massimale. Ci sono dei modi per fare questi calcoli qui, in genere lo fa il medico. Voi pensate che se la frequenza cardiaca media è di 70 battiti, salirà a 80, 90, 95 battiti. Questa è l'attività lieve ed è un'attività molto leggera che non affatica il cuore e non crea in quasi nessuna persona problemi. Quando si sale un po' di più nell'intensità dello sport, della camminata, della corsa, del nuoto, della bici, quello che è, si entra in una fase che viene chiamata aerobica e lipidica. Cosa significa questo qua? Che non c'è grande sforzo, c'è buon consumo di ossigeno e si favorisce il metabolismo lipidico, cioè il consumo di grassi. Questa è un'attività adatta alla grande parte delle persone. Se si sale ancora un po' di un gradino nell'attività fisica, nell'attività sportiva, si raggiunge una soglia che è detta aerobica glucidica. Siamo verso il 70% della frequenza cardiaca, siamo intorno a 100 battiti o appena sopra a 100 battiti, poi dipende molto dall'età della persona. In questa fase il nostro organismo consumerà prevalentemente glucidi. Questo è importante quando si devono fare programmi di attività e così via. Se saliamo ancora nell'attività, la corsa diventa più intensa, il nuoto più intenso, la bici più intensa, la frequenza sale ancora, si arriva intorno all'80-85% della nostra frequenza, siamo ben sopra i 100 battiti al minuto, entriamo in una fase che è definita aerobica. La richiesta di energia è elevata e da una fase aerobica, consumo di ossigeno, si entra in una fase anaerobica che sta ad indicare intensa attività. Non può essere un'attività questa di lunga resistenza, è vero, di lungo tempo, perché si consumano le riserve metaboliche del nostro organismo. Quando poi si sale ad un'attività di tipo massimale, è un'attività del tutto anaerobica, è quello che gli sportivi dicono attività con produzione di acido lattico, il battito sale verso le frequenze più elevate possibili, 150, 160, 170, 180, in ragione dell'età del paziente. Sappiate che l'età è un parametro fondamentale per definire i livelli di frequenza cardiaca. In questa fase qui il consumo metabolico diventa del tutto anaerobio e si forma una elevata quantità di acido lattico. Per questa ragione questo tipo di attività massimale difficilmente può essere condotta avanti per lungo tempo. Ora, perché questo schema può essere utile per la parte pratica, per la persona normale, per l'atleta normale, ma poi lo vedremo magari in una prossima puntata anche per il malato? Perché stabilire bene la soglia alla quale praticare attività sportiva, quanti battiti avere nell'attività sportiva, è importante per l'obiettivo che il paziente, che la persona si pone. Uno vuole, per esempio, facciamo un piccolo esempio pratico, uno vuole avere un'attività di tipo dimagrante, farà un'attività di tipo lieve, medio con una frequenza non elevata, entra in una fase di consumo lipidico e questo favorirà
favorirà la perdita di peso, favorirà il suo benessere dal punto di vista dietetico, metabolico. Se invece una persona deve fare uno sport di resistenza importante con rendimento, è vero, sceglierà una soglia di tipo sempre aerobico, ma più elevata, e questo gli permetterà una migliore performance. Se un atleta invece ha una finalità di tipo esclusivamente competitivo, per esempio rapida, come sono i 100-metristi, i 200-metristi, i mezzofondisti, raggiungeranno il top della frequenza cardiaca con grande consumo di metaboliti, ma non più di grasso, non più di lipidi, ma consumo di glucidi, e questo permetterà loro di avere un'attività di tipo competitivo. Questa cosa che ho detto dovrebbe servire per far capire che classificare e fare una buona gradazione dell'attività sportiva è un fatto molto importante, e alla fine di questo potremmo dire che comunque, qualunque sia l'attività che si fa, qualunque sia l'incremento, l'aumento della frequenza cardiaca che noi otteniamo, in una persona in buona salute tutte queste attività sono benefiche per la persona, per l'organismo e per la salute della persona.